Buongiorno e benvenuti all'appuntamento delle 12:30 con l'informazione su Tele Friuli. Lignano è nuovamente invasa dai vacanzieri, soprattutto stranieri. Dopo quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato, però, sono stati intensificati i controlli. Vediamo com'è andata ieri. Gli episodi di vandalismo registrati a Lignano nella notte tra venerdì e sabato avevano fatto infuriare il sindaco Luca Fanotto, che nell'immediato aveva parlato di situazione intollerabile. Si è quindi deciso di correre immediatamente ai ripari e, su disposizione della questura di Udine, sono stati rafforzati i controlli delle forze dell'ordine, impegnate con diverse pattuglie della Polizia Locale, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, che hanno presidiato soprattutto il centro. I risultati sono stati apprezzabili, come ci spiega Alberto Adami, comandante della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro, che conferma come la situazione sia decisamente migliorata. La situazione, come si può vedere, è molto migliorata rispetto a ieri. Le persone indossano la mascherina, ne fanno uso e vengono fermati i soggetti che non ne fanno uso. Il distanziamento viene rispettato anch'esso e i ristoratori e i bar, i pubblici esercizi hanno oggi l'obbligo di somministrare sulle bevande con bicchieri di plastica e quindi non utilizzando il vetro, e lo stanno rispettando. È una prevenzione che stiamo mettendo in atto per cercare di riportare il rispetto di tutta la normativa Covid. La situazione è sotto controllo. Siamo alla cronaca. Questa notte 2 interventi hanno impegnato i soccorritori delle stazioni di Udine Gemona e di Moggio Pontebba, assieme da un lato ai vigili del fuoco, dall'altro alla Guardia di Finanza, per escursionisti in difficoltà. Il primo intervento è scattato poco prima delle 22 su chiamata di un escursionista che chiedeva aiuto in Val Venzonassa a causa di una forte distorsione alla caviglia. L'uomo, un ricercatore botanico di Brescia, domiciliato a Trieste, stava rientrando da un'escursione alla ricerca di esemplari rari quando, intorno alle 18, dopo aver smarrito la traccia del sentiero principale, è caduto in un rio procurandosi l'infortunio. I tecnici del NUE, 6 soccorritori più 2 vigili del fuoco, lo hanno individuato poco prima delle 23 tra il borgo di Costa e la chiesetta di Sant'Antonio Abate a quota 650 metri. L'intervento si è concluso a mezzanotte e il ferito è stato quindi preso in carico dall'ambulanza giunta sul posto. Il secondo intervento è scattato alle 23:30 circa su segnalazione della titolare di un bed and breakfast di Pontebba, dove 3 escursionisti avrebbero dovuto far ritorno alla sera. Si trattava di una donna di Palmanova del 1958 con 2 giovani di grado che erano andati a fare un'escursione nella zona della creta di Aipe, Alpi Carniche. Proprio a Malga Caserute è stata trovata la loro automobile. Le squadre della stazione di Moggio Udinese Pontebba hanno compiuto nella notte una prima perlustrazione senza buon esito. Le ricerche sono riprese questa mattina alle 7 con l'attivazione dell'elicottero della Protezione Civile. Sorvolando la zona, sopra Casera Val Dolce, i 3 escursionisti sono stati individuati e quindi tratti in salvo. Al campo base questa mattina anche la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento questa mattina nella località di Bagnarola in via Borgo di Sotto. Forse a causa del maltempo di questa notte si è spaccata una tubatura di acqua al di sotto della sede stradale in prossimità di un pozzo artesiano che rifornisce una borgata. Insieme all'acqua sulla carreggiata si è riversata una grande quantità di sabbia ed è stato necessario l'intervento anche di una squadra di protezione civile per la rimozione del materiale dalla carreggiata. Sul posto anche il sindaco di Sesto Arregana, disagi alla viabilità. Premio Croce di Malta per chi nella Bassa Friulana si è prodigato per eseguire prima i tamponi e dopo i vaccini. La decisione è stata dall'amministrazione comunale di Ruda, dove sono stati fatti più di 4.000 test rapidi ed eseguite più di 1.000 vaccinazioni anti-Covid. In occasione della Festa della Repubblica, quest'anno anche il grande servizio che è stato fatto nel centro della Protezione Civile Comunale, dai tanti volontari della Protezione Civile, assieme ai tanti medici del distretto sanitario, il distretto sanitario stesso, per riuscire ad effettuare più di 4.000 tamponi e ad oggi già più di 1.000 vaccinazioni. Per questo motivo dedicheremo loro un premio speciale che è il premio Croce di Malta, la massima onorificenza del Comune di Ruda, a tutti coloro che medici hanno partecipato a questa grande iniziativa che ha dato un servizio al territorio, un servizio all'intera comunità non solo di Ruda ma di tutto il territorio della Bassa Friulana, quasi un 30.000 persone di bacino.
La cantina La Delizia, che ha appena festeggiato i 90 anni, punta a un futuro maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale, come spiegato dalla storica realtà in un convegno svolto ieri in sala consiliare a Casarsa. Sostenibilità ambientale al primo posto, questo il traguardo nel percorso della cantina La Delizia, la storica realtà casarsese che associa 400 viticoltori per 2000 ettari all'interno delle aree DOC, Friuli e Prosecco, ha presentato il nuovo percorso di crescita assieme ai propri partner con un convegno sulla filiera sostenibile, con attenzione all'ambiente e alla crescita economica e sociale. Il nostro obiettivo è riuscire a fornire al cliente e al consumatore finale una filiera sostenibile insieme ai nostri partner, quindi non solo noi ma anche chi ci fornisce lavoro, prestazione e materiale, per fare in modo che andiamo verso quella strada che l'Europa ci impone ma che l'ambiente ci impone. Prima di tutto c'è l'adesione al sistema di certificazione di qualità produzione nazionale integrata, che è un elemento fondamentale sulla lotta integrata, come lavorare in campagna. Da lì in poi la trasformazione di un'uva sostenibile in un vino fatto da uva sostenibile assieme ai nostri partner per avere i minori impatti ambientali. Ospite dell'incontro anche il fotografo casarsese Elio Ciol. La cantina, che produce oltre 23 milioni di bottiglie, ha appena festeggiato i 90 anni con un nuovo logo. Il futuro ora è dietro l'angolo. Sarà presto aperta la nuova ala del Convitto Tomadini di Udine, dedicata ad aule studio per gli studenti delle superiori, e la direzione ha deciso di intitolarla ad Aldino Tosolini, per 30 anni da educatore nell'istituto. Sarà intitolata da Aldino Tosolini, per 30 anni educatore, la nuova ala del Convitto Tomadini. Infatti li prenderanno posto le nuove aule studio dedicate agli studenti delle scuole superiori, proprio gli studenti a cui si rivolgeva Tosolini. Quella parte che era adibita a laboratori dell'ENAIP un tempo, poi data in affitto ad una società sportiva dilettantistica che faceva palestra e attività varie, è andata via col dicembre del 2020 ed è ritornata in possesso all'istituto. Una parte verrà data in gestione a una nuova attività, invece il quadriportico, così chiamato, che va a chiudere il chiostro del giardino interno, diventeranno sale studio destinate ai ragazzini delle superiori. Quando si è pensato cosa fare del quadriportico, ci sono state varie idee. Quando abbiamo optato per la questione sale studio, e il primo nome e anche l'unico che ci è venuto in mente è Aldino. E al Tomadini il reparto superiori da tantissimi anni si identifica col nome di Aldino Tosolini, perché insomma per 30 anni è stato educatore nel vero senso della parola, nel senso che seguiva i ragazzi dalla A alla Z, quindi in tutto il percorso, sia di convitto, sia rapporti con le scuole e quant'altro. E io ho iniziato seguendo lui, nel senso che ho fatto i primi affiancamenti andando ai colloqui nel lontano 2002 con lui, e poi ho cercato, spero onorandolo, di portare avanti il suo lavoro, insomma, con i ragazzini delle superiori. Ecco, adesso avranno un posto adeguato dove poter studiare, ce l'avevano anche prima perché comunque abbiamo una ventina di sale studio, però la visuale dall'interno, il giardino interno, il verde si addice insomma allo studio in serenità, ecco, soprattutto in questo periodo di pandemia dove siamo un po' oppressi, no? Averli all'interno, ma comunque guardare il verde è un senso di liberazione, insomma. Nuovo punto turistico per Valvasone Arzene, allestito all'interno del castello cittadino, un'opportunità in più per valorizzare il turismo locale. Valvasone Arzene, tra i borghi più belli d'Italia, ha un nuovo punto di informazioni turistiche collocato all'interno del complesso monumentale del castello, manufatto in fase di restauro grazie al sostegno della Regione. Oggi il taglio del nastro del nuovo Infopoint, alla presenza dell'assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini. È uno di quei valori aggiunti che non solo la comunità di Valvasone Arzene, ma l'intero Friuli Venezia Giulia hanno a disposizione, da mettere a disposizione dei turisti. Quest'estate sarà un'estate, i numeri che mi stanno arrivando sul tavolo sono numeri molto importanti, è in atto una fortissima ripresa e ci auguriamo che il buon tempo e il buon Dio ci aiuti nel far sì che l'estate sia caratterizzata dal sole. Quindi siamo ripartiti alla grande. È veramente una giornata importante per la comunità di Valvasone Arzene, perché diamo l'opportunità di far crescere quelle che sono le forme di attrazione turistica del nostro paese. Garantire il servizio al turista attraverso il nostro ufficio qui in castello permetterà di poter visitare in ogni momento il teatrino, la sala degli affreschi trecenteschi e soprattutto
rappresenterà anche un'opportunità per gli appassionati dell'arte di vedere qualcosa di veramente meraviglioso. Lo sport è fondamentale per la crescita dei giovani, soprattutto sul piano dei valori, perché insegna l'importanza del sacrificio e il saper accettare le sconfitte. Per questo il nostro impegno come amministrazione, ancora di più dopo il Covid, è fortemente direzionato nel cercare di sostenere la pratica sportiva attraverso un lavoro costante sull'impiantistica e la collaborazione con le società e le federazioni. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso dell'incontro con il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gabriele Gravina, che si è tenuto ieri sera nel Palazzo della Regione a Trieste. Fedriga ha poi auspicato quanto prima un ritorno del pubblico negli stadi in maniera graduale e sicura, ma in allineamento con quanto accade già per gli spettacoli dal vivo. Infine si è anche parlato di un possibile ritorno della nazionale italiana a Trieste per una partita delle qualificazioni al prossimo mondiale del 2022 in Qatar. Sempre in tema di sport, una bella notizia ci arriva dalla Spada. Dopo il successo ottenuto dall'udinese Giulia Rizzi la scorsa settimana a Cassino ai campionati italiani assoluti individuali, un'altra spadista regionale ieri a Napoli ha conquistato il tricolore nella categoria assoluti, questa volta nella prova a squadre. La carlinese in forza all'esercito Mara Navarria, assieme alle compagne Nicole Foglietta, Francesca Boscarelli e Roberta Marzani, ha vinto la gara che si è disputata al Pala Vesuvio. L'ultima giornata degli assoluti a squadre prevista oggi, in palio i titoli di sciabola. E infine vi ricordo che oggi è il giorno di gara 3 della semifinale dei playoff del campionato di Serie B di basket. La Web Gesteco Cividale affronterà in casa il CJ Basket Taranto. L'incontro verrà trasmesso alle 21:30 sulla nostra emittente, quindi appuntamento questa sera su Telefriuli. Per il momento con l'informazione è tutto, io vi rimando all'edizione di questa sera. Buon pomeriggio.